L'Immacolata Concezione, la festa dell'8 dicembre, è in Sicilia da secoli una festa di forte valenza religiosa e inaugura il periodo delle festività natalizie. Come da tradizione, dall'8 dicembre infatti si inizia ad addobbare le case con decorazioni, presepi e alberi di Natale, dando il via alla festività più sentita dai credenti e non. Vi è un antico sentimento che da sempre ha legato i siciliani alla fede verso la Madonna. In Sicilia, infatti, ancor prima che nel 1854 Pio IX proclamasse il dogma dell'Immacolata Concezione, già nel 1655 la Madonna era stata proclamata dal clero siciliano patrona della Sicilia. Le tradizioni legate alla ricorrenza sono diverse da regione a regione, ma al sud sono particolarmente sentite e legate al simbolo dei fuochi. L'accensione dei falò è vista come simbolo di purificazione e rigenerazione, ma è anche un modo per riunire tutta la comunità davanti al fuoco e allontanare il freddo dell'inverno. Tante le celebrazioni religiose per la festa dell'Immacolata, tante le processioni svolte in giro per l'isola, ma alle tradizioni religiose si affiancano quelle gastronomiche che si legano al forte sentimento di fede. Nelle tavole dei siciliani il 7 e l'8 dicembre non mancheranno le tradizionali pietanze della festa. Il protagonista assoluto di queste due giornate sarà comunque il cibo e si ripeteranno nelle case dei siciliani i riti e i preparativi della cena, della vigilia e del pranzo della Madonna. Non mancherà assolutamente nelle tavole imbandite, soprattutto nel palermitano, lo sfincione, probabilmente la pietanza più amata dagli abitanti dell'area metropolitana della capitale siciliana. Nelle diverse varianti che lo caratterizzano, dallo sfincione palermitano classico all'amatissima versione bagherese, dalla variante di Casteldaccia alla versione di Ficarazzi preparato con il broccolo. Tutti diversi ma accomunati dalla stessa dicitura di sfincione. Insieme allo sfincione non mancheranno nelle tavole dei siciliani le amate fritture delle verdure in pastella, i classici carduna, broccoli e carciofi serviti di regola come antipasto. Protagonista in ogni parte della Sicilia è la classica mufuletta, pagnotta, di grano aromatizzata e condita in special modo con la ricotta o semplicemente con olio, sale, pepe, acciuga e caciocavallo, molto utilizzata anche per la ricorrenza di San Martino. Così come non mancherà nel pranzo dell'8 dicembre la pasta a forno, possibilmente anelletti, ma a caratterizzare la festa dell'Immacolata Concezione in Sicilia sono i dolci, a partire dalla pietrafendola, un torrone avvolto in una carta colorata a base di mandorle, miele, bucce di arancia e di cedro. Ma il dolce che non potrà mancare nelle tavole dei siciliani, a partire dalla festività dell'8 dicembre, sarà il buccellato, più conosciuto col termine di cucciddato e in altre parti della Sicilia col nome di biscotto cui fico, un dolce da forno che viene consumato nel periodo natalizio in tutta la regione. Non esiste zona della Sicilia dove non vengono preparati questi dolci, la cui notorietà ha ormai superato i confini nazionali, quasi sempre caratterizzati da un ripieno a base di fichi secchi, mandorle e uva passa. Neppure le sfinge si fanno desiderare, frittelle di farina e patate rotolate nello zucchero e aromatizzate con cannella.
Di sicuro anche quest'anno per l'Immacolata non mancherà la voglia dei siciliani di accompagnare la fede e il sentimento religioso con l'allegria che da sempre trasmette la tradizione dei sapori e dei profumi della cucina tipica dell'isola. Fede e cibo, un binomio indissolubile nella tradizione siciliana.